Eccolo il CT della Nazionale di Ciclismo Elite, Davide Cassani, in sopralluogo sulle strade del Giro d'Italia Giovani Under 23, la più importante corsa a tappe nazionale per i talenti emergenti del ciclismo. Una 3 giorni veneta che si concluderà tra i filari del Prosecco sul muro di Ca del Poggio con una spettacolare cronometro da poco più di 22 km dalla formula del tutto inedita. Il Giro d'Italia Giovani Under 23 approda in Veneto, ben 3 giornate, 3 tappe, domani a Schio per arrivare a Pian delle Fugazze, un arrivo molto difficile, gli ultimi 10 km al 10-12%, e poi la tappa di Asiago con il Monte Grappa e la salita di Fossa, e per concludere sabato con una semitappa da Conegliano a Valdobbiadene e questa cronometro real time, una novità nel ciclismo dilettantistico, una prova che non si è mai fatta. Praticamente i primi 15 della classifica generale in una cronometro partiranno come sarà la classifica in quella mattinata, e cioè la maglia rosa partirà davanti e con il distacco reale nei confronti al secondo, terzo, quarto e fino al 15°. In pratica chi arriverà primo sul traguardo di Ca del Poggio vincerà il Giro d'Italia. E a Ca del Poggio ci saranno stand enogastronomici, musica dal vivo, ospiti del mondo sportivo da Francesco Mosera ad Alberto Contador, da Alessandro Ballana a Ivan Basso. Accesso libero anche a chi vorrà assistere alla gara sul maxi schermo appositamente allestito nel grande giardino. Le colline del Prosecco metteranno dunque in mostra bellezze e sapori, e grazie all'esercito uno spazio espositivo sarà dedicato anche al centenario della Grande Guerra. Partenza dalle 14:30 dall'antica Pieve di San Pietro di Feletto e arrivo in cima al muro, e c'è da aspettarsi che qui, come nelle altre province toccate dal Giro, lungo le strade ci saranno migliaia di appassionati. Il Veneto è una delle regioni faro del ciclismo, del nostro movimento, ed è molto bello che il Giro finisca in Veneto perché avremo il supporto, avremo la vicinanza, avremo la passione di tutti quelli che amano questo sport, e quindi 3 giorni in Veneto per concludersi a Ca del Poggio in Veneto, in provincia di Treviso, per questa nuova edizione del Giro d'Italia Dilettanti Under 23.